Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario che si apre parlando di politica questa volta. Molto si è discusso nei giorni scorsi in merito al terzo mandato. Quella che si apre domani poi è una settimana importante per la giunta regionale. Per la prima volta il Consiglio sarà chiamato ad un voto di fiducia nei confronti dell'esecutivo. Il presidente Fedriga ha ribadito nei giorni scorsi che il terzo mandato non è questione che abbia a che fare ora con il Friuli Venezia Giulia. Guardi, io parlo, leggo anche dichiarazioni come se parlassi del mio terzo mandato. La Regione Friuli Venezia Giulia e questa amministrazione dura fino al 2028, quindi non c'è nessun problema sul Friuli Venezia Giulia in questo momento. Io ho affrontato il tema da Presidente della Conferenza delle Regioni a seguito di un documento votato all'unanimità da tutti i Presidenti di Regione che chiede un approfondimento al Governo sulla possibilità di rivedere i limiti dei mandati. Su questo ho fatto presente, dopodiché le forze politiche di maggioranza e il governo hanno avuto un'interlocuzione, mi sembra che non ci sia ancora una posizione condivisa e semplicemente faccio una fotografia di quello che guardo da spettatore. Ci stiamo occupando di moltissime cose in modo serio, sia come conferenza che come Regione Friuli Venezia Giulia. Non vivo tutto il giorno pensando al terzo mandato, un mandato è sicuramente un mandato che ho ricevuto dalla conferenza per cercare di interloquire con il governo, continuerò a fare questo come continuerò a interloquire su affari molto più importanti che riguardano per esempio i fondi europei, penso al PNRR, ma penso al Fondo Sanitario Nazionale, insomma tantissime questioni di cui la conferenza si occupa. Incidente, per fortuna senza drammatiche conseguenze. Stamani a Sistiana i rilievi hanno ritardato, fra l'altro, la partenza della gara per il campionato italiano di ciclismo su strada. Secondo le prime ricostruzioni, ad originare l'impatto fra due autovetture avvenuto a metà mattina nel tratto di strada prospiciente l'ingresso del campeggio di Sistiana sarebbe stata una mancata precedenza. Per fortuna il frontale non ha avuto conseguenze tragiche. 4 le persone coinvolte, una famiglia friulana ed un uomo di origine emiliana. Tutti sono stati presi in cura dal personale del 118, coscienti ed in condizioni non critiche. 3 persone sono ricoverate a Cattinara, una minorenne al Burlo, accompagnata dal papà uscito incolume. L'incidente, fra l'altro, si è verificato lungo il percorso del campionato italiano di ciclismo su strada. Il ritardo riscontrato nella partenza dei ciclisti è stato causato proprio dalla necessità di procedere con i rilievi del sinistro e di mettere in sicurezza il tratto di strada. Una notizia di cronaca che riguarda la nostra zona. L'uomo fuggito ieri in aeroporto di Bologna, dove era stato portato per eseguire un provvedimento di espulsione, è un marocchino di 29 anni. Risulta essere stato rintracciato a fine maggio a Venezia, privo di permesso di soggiorno, è stato dunque espulso su ordine del prefetto di Venezia e accompagnato al CPR di Gradisca. Ieri era stato accompagnato da Gradisca a Bologna dal personale della questura di Gorizia ed è riuscito a scappare mentre stava per salire sull'aereo. Attualmente risulta ricercato. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale. Abbiamo in linea l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno ispettore, che cosa ci racconta di questa mattinata? Buona mattinata, tutto sommato abbastanza tranquilla, fortunatamente non ci sono stati incidenti, le manifestazioni che erano in corso si sono svolte tutte senza particolari problemi, sia i ciclisti che la processione a San Giovanni. Faccio presente che le rive sono sempre inibite alla sosta per l'arrivo e le partenze delle navi. Abbiamo segnalazione da parte della Cegas Rete Acqua di uno scavo urgente in via di Peco al Civico 33, la via comunque è raggiungibile avendo 2 imboccature sia dalla parte di via Mauvaz che dalla parte di via dei, non mi ricordo adesso, pazienza, comunque insomma è periferica, quindi chi abita là saprà come ritornare a casa. Faccio presente che da domani 30 di giugno fino al 5 di luglio la strada regionale costiera al chilometro 142 e 740 siamo praticamente oltre Tenda Rossa, interessata con degli scavi sempre per Rete Acqua dalle 7.30 alle 18.30 con un senso unico alternato regolato da Movieri, quindi chi deve raggiungere Trieste o allontanarsi forse è bene che prenda delle strade alternative un po' più lunghe ma sicuramente più scorrevoli. Questa sera c'è una processione per quanto riguarda
Borgo San Nazario, inizieranno alle ore 17, è prevista la conclusione intorno alle 18, quindi prettamente rionale sulla via San Nazario. Ricordo questa sera ultimo giorno del Triskel, quindi con i soliti sensi unici a scendere sulle Marchesetti partendo dal Ferdinandeo, l'obbligo di svolta a destra per chi sale sulle Marchesetti sulla via dei Mille per raggiungere via San Pasquale. Altre cose direi che per oggi non ce ne sono. Grazie Ispettore Gurten, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto, saluti. Tosca al Castello di San Giusto, un'ambientazione suggestiva per il capolavoro di Giacomo Puccini presentato nell'ambito di Trieste Estate. Ultime prove nel cortile delle milizie del Castello di San Giusto per la Tosca che il Teatro Verdi propone questa sera, martedì e venerdì, con inizio alle 21:15 nell'ambito di Trieste Estate. Sul podio Enrico Calesso, 3 big nei ruoli principali, Elena Pancratova, Fabio Sartori ed Ambrogio Maestri. Nei giorni scorsi molto si era speculato sull'ambientazione, anche se non lo ricorda affatto, il Castello di San Giusto si prepara a fare una bella figura nel ruolo di Castel Sant'Angelo e pare proprio che lo spettacolo sia stato concepito anche avendo ciò in mente. Sarà una Tosca estremamente legata a San Giusto perché abbiamo lavorato su un allestimento che partisse dal castello e quindi il muro del castello sarà estremamente importante. Stefania Panighini ribadisce il concetto partendo dal fatto che allestire uno spettacolo estivo non prescinde da una serie di considerazioni. E l'aperto è un luogo che già di per sé è uno spettacolo, le luci, il muro, la notte, la luna, le stelle sono già di per sé qualcosa che racconta una storia e bisogna raccontarla insieme. Al di là di ciò, il capolavoro di Puccini in questa versione utilizzerà gli spazi del castello anche per immergere il racconto in un'atmosfera collegata al periodo in cui il dramma di Sardù prende vita. Abbiamo costruito un allestimento che raccontasse un mondo in transizione, che è quello di Tosca, tra il mondo classico e il mondo moderno dopo la rivoluzione francese, quindi un mondo in costruzione è un'impalcatura sostanzialmente e su questa impalcatura ci sono i meravigliosi quadri dei fratelli Carracci che sono i quadri che accompagnano tutta Tosca, soprattutto nella parte di Palazzo Farnese e questi quadri prendono vita perché sono le ossessioni, gli amori, le gelosie e gli ideali dei personaggi. Adesso invece parliamo del Cirque du Soleil perché la permanenza della compagnia a Trieste è arrivata al Giro di Boa. Allegria sta raccogliendo spettatori e consensi, gli artisti spiegano le ragioni di un successo planetario e raccontano un po' della propria vita sotto il tendone. L'arte di fare il circo e fare quello impossibile sembrare facile. Questa è l'arte precisamente, no? Questo che dobbiamo, per noi è difficile, a volte non abbiamo fatto tutto 100%, sai? Anche noi sentiamo 100% bene e lo facciamo comunque lo stesso. Sai? Dandino Tuniziani è uno degli acrobati del Cirque du Soleil, impegnati a Trieste fino al 13 luglio con Allegria in New Light, uno spettacolo che si appresta a battere ogni record e che ha letteralmente conquistato il pubblico triestino e non solo. In questi giorni i giornalisti hanno potuto visitare il backstage dell'immensa produzione e parlare con gli addetti ai lavori e gli artisti, che di fatto per tutta la giornata preparano ogni replica dello show. 2 ore prima di fare il show tutti dobbiamo spostare un attimo qua per fare questa palestra, diciamo così, e dopo facciamo il maquillaggio, ma veramente ogni giorno, tutto il giorno quasi. Professionisti del genere ovviamente riescono a far sembrare naturale quello che in realtà è preparato al millimetro, persino a deconcentrarsi dal resto. Pensa a tante cose in un secondo perché la mente è così veloce e se pensa sempre a fare il 100% sicuro per il compagno e anche per il pubblico farlo con quella grazia che dobbiamo farlo, ma è difficile dire precisamente quello che pensiamo, ma siamo concentrati, a volte non si ascolta neanche la musica, neanche l'applauso perché siamo 100% la mente su quello che dobbiamo fare, no? Paradossalmente, se vogliamo, un altro segreto del Cirque du Soleil è quello che sottolinea Rachel Lancaster, direttore artistico della compagnia. Non modifichiamo lo spettacolo a seconda del luogo dove ci esibiamo. È uno spettacolo che la gente comprende in qualsiasi posto. La comunicazione non verbale sta alla base del Cirque du Soleil. Pertanto non è necessario cambiare, nemmeno da artista ad artista.
Vediamo la pagina meteo partendo come sempre dalla situazione generale. Tra domani pomeriggio e martedì aria un po' più fresca in quota interagendo con l'aria molto calda presente nei bassi strati che determinerà instabilità locale. A metà settimana si riaffermerà l'anticiclone e ci sarà di nuovo stabilità. Le previsioni a questo punto per domani: al mattino cielo sereno poco nuvoloso, in giornata caldo ovunque, specie in pianura. Dal pomeriggio sui monti variabilità con la possibilità di qualche rovescio e qualche temporale più probabili verso il Cadore. Anche in pianura non si esclude qualche temporale verso sera, ma con maggiore probabilità nella notte verso martedì. Ci vediamo questa sera alle 19:30, buon proseguimento, a dopo.